Buonasera a tutti. Siamo un piccolo numero ancora perché so che dalla regia vi state organizzando per connettervi. Ditemi se mi sentite bene, che così cerchiamo di capire se riusciamo a fare anche questa diretta. Allora, intanto benvenuti ai primi che sono entrati. Questa sera avevo lanciato la sfida a Paolo di anticipare un po' questo periodo di Natale, visto che ormai tutte le città stanno riempendosi di alberi e insomma si sta cercando di anticipare questo periodo, ma in realtà l'occasione è anche quella di parlare di un tema estremamente caldo, su cui poi Paolo ne sa abbastanza perché giustamente ha fatto il progetto Torniamo Presto, che conoscete tutti e che ci ha aggregato poi in questo bel gruppo, in questa bella esperienza. E vedo che iniziate a dirmi buonasera un po' tutti, quindi mi sentite. Io non ho fatto fuori Paolo, giuro, stasera ci sarà, ma abbiamo invertito i ruoli. Per cui stasera lo intervisto io e vediamo poi anche qualche ospite speciale da portare a bordo, così cerchiamo di coinvolgere anche qualcuno che ci racconti la sua esperienza, perché sennò non è mai bello se ce la raccontiamo da soli. E poi io e Paolo abbiamo sempre questa visione che per quanto come consulenti, come formatori possiamo anche sapere tante cose e osservarle, è anche bello quando ce le facciamo raccontare dagli altri perché ci permette di scoprire nuove cose, aprire le menti e innescare anche processi che ci danno una mano anche con voi o con altri che ci chiedono aiuto, supporto per sviluppare le loro attività. E poi è un momento questo in cui oggettivamente ci sono tanti spunti. Nel gruppo del Local Marketing Lab, tra l'altro, abbiamo tirato fuori qualche libro, tipo sabato abbiamo parlato di un libro che mi è molto caro, per darvi anche qualche consiglio di lettura. E questo sabato, perché con Paolo abbiamo detto tiriamo fuori la rubrica libri, parleremo anche di qualche altro libricino che ci aiuta a stimolare il pensiero un po' più creativo, un po' alternativo per cercare di trovare soluzioni. D'altronde continuano a riversarci addosso problemi, quindi anche con questa diretta stiamo provando insomma a darvi qualche spunto. Allora, vediamo se il supporto dalla regia mi dice che Paolo possiamo inserirlo, così intanto lo introduciamo, che abbiamo un po' di notizie iniziali per coinvolgervi. Allora, benvenuto. Eccoci. Buonasera. Ciao Silvia. Ciao, buonasera a tutti. Stiamo quasi raggiungendo un numero interessante, si Sì, stanno dai. connettendo tutti, anche perché con la fatica che hanno fatto, a proposito, grazie, perché siete stati bravissimi, avete coinvolto nuove persone, insomma, è bello. Tantissimi. Ho fatto il conto prima, c'erano, non so se 300 nuovi invitati, poi chiaramente non tutti Wow. accetteranno, però insomma ce ne sono 100, un centinaio che hanno già accettato e tante persone che hanno invitato, quindi mi fa veramente piacere, bravi ragazzi che avete aderito a questa iniziativa, insomma. Benvenuti ai nuovi membri, insomma, e Benvenuti ricordiamo che voi. lo sforzo verrà ripagato a fine diretta perché faremo... Perché alla fine della diretta, come avevamo messo anche in qualche post, estrarremo a sorte, nessun broglio, perché sarà tutto affidato a uno strumento online, un'ora di consulenza gratuita che io e Silvia abbiamo deciso di regalare a chi insomma seguirà questa diretta. Quindi ci fa piacere mettere a disposizione il nostro tempo a qualche fortunato o fortunata. O fortunata. Poi a forza di litigare invece su quel famoso calendario sono riuscita a farti riaprire la lista d'attesa, giusto? Insomma. L'abbiamo riaperta e poi l'abbiamo anche, abbiamo aperto la lista d'attesa, anzi vi do anche il link, vi do il link così potete entrare perché appunto abbiamo, aspetta che fare la regia e commentare anche insieme Non è non è semplice, ne semplicissimo, so eccola qualcosa. qua. Ogni tanto mi capita e quindi ne so qualcosa, Paolo, per cui ti capisco. Allora, e siccome appunto abbiamo aperto le vendite del calendario una volta e sono andati bruciati tutti, li abbiamo riaperto un'altra volta, sono andati bruciati e allora a questo punto abbiamo detto facciamo una lista d'attesa, questo è il link, vedete qua sotto, paolodalago.com/lista-attesa,
potete farlo anche dopo, non occorre che andate subito adesso. Basta inserire nome, email, eccetera, e appunto entrate in lista d'attesa. Questo vi consente di essere avvisati immediatamente quando vengono riaperte le vendite del calendario social, e potete prenderlo prima che finisca, insomma. Ok. E nel frattempo, domani sera in realtà apriremo anche a chi non è iscritto la lezione online del gruppo. Esatto. Domani sera faremo l'open day, come, come qui Come in quei fanno le palestre, dove fa insomma, le come palestre, speriamo di esatto. rifare presto. Esatto, vi facciamo un attimo vedere come funziona una lezione della prof qui vicino, che è veramente molto molto brava. Non lo dico solo io, ma lo dicono anche tanti, 80. Quanti sono nel gruppo? Un'ottantina ormai, nell'altro gruppo del Local Marketing Lab, che stanno seguendo queste lezioni. Insomma, quindi domani non saranno... La lezione di domani sarà aperta e trasmessa nel gruppo principale, quindi i segreti del web per le attività locali, sarà trasmessa lì in modo che tutti possiate vedere cosa significa, insomma, frequentare questo corso online, farvi un'idea, vedere se la cosa può piacervi. È un corso appunto per i nuovi, per chi magari non lo sa, lo che abbiamo chiamato, ecco, un percorso di digitalizzazione per le attività locali, dato che è un tema molto importante, che soprattutto da quando c'è stato il lockdown, e abbiamo appunto deciso di fare questo percorso che durerà parecchi mesi, ogni martedì alle 20:30, e ci sono già un'ottantina di persone, insomma, all'interno. Adesso stiamo partendo anche con questa cosa parallela insieme al calendario. Certo. E anche per questo potete appunto iscrivervi qui nella lista d'attesa, eventualmente per unirvi a questo percorso, se volete. Esatto, domani sera tra l'altro non anticipo nulla, ma parleremo di uno strumento che secondo me usano le grandi aziende, ma può essere utilizzato da tutti. Addirittura mi dice che chi poi lo apprende generalmente lo usa anche per la propria vita privata, perché a un certo punto decide di scegliere attraverso questo strumento, non so, le località per la vacanza oppure la scuola. Chi mi ha detto che l'ha usato per scegliere la scuola dei figli, quindi è uno strumento per il business, secondo me molto carino, e tra l'altro ci potremo divertire, per cui per chi vuole partecipare l'invito che faccio è avere ovviamente un foglio per gli appunti, magari anche un foglio a 4, o comunque un quaderno e così via, ma volendo anche dei post-it possono essere utili. Io pubblicizzo sempre l'utilizzo di post-it, per quanto la post-it non mi abbia ancora pagato, quindi se conoscete qualcuno faccio un appello, visto che ormai ne svendo, vendo, così ne ho sempre. Bene. Allora, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Okay. Okay. Allora stasera in realtà ti intervisto io un po', Paolo, perché il tema delle gift card o comunque delle carte regalo e quindi tutto quello che gli ruota intorno è materia più tua, ma anche perché insomma contorniamo presto, hai fatto abbastanza la differenza. Facciamo un piccolo recap, magari qualcuno non se lo ricorda, ma ti va di raccontare com'è nata l'idea di Torniamo Presto? Sì, sì, sì. Apro solo una parentesi, che poi appunto non sono solo io il fortunato intervistato stasera, ma abbiamo anche Giuseppe e Alessandra che sono già nel Sì. backstage, che poi ecco, condivideranno un po' la loro esperienza con le gift card. Sì, allora, Torniamo Presto è stata un'iniziativa nata il 21, 21, 23 marzo, adesso non mi ricordo la data precisa. Eravamo in pieno lockdown da una decina di... Sì, perché è stato cos'è, il 9-10 marzo, insomma, che abbiamo chiuso tutto il paese. Da lì, appunto, dopo un momento di smarrimento completo, ho cercato di pensare cosa fare per dare una mano prima ai ristoranti, perché io lavoravo con Recensione OK in quel settore, che è stato chiaramente colpito duramente da questa cosa, e poi ho cercato di capire come estenderla anche ad altre attività locali. Tra le 1000 idee a cui ho pensato appunto a Torniamo Presto, che era un modo molto rapido e efficace per risolvere un problema immediato, che era quello della mancanza di liquidità, no? Le attività chiudevano, dovevano chiudere, quindi non avevano, da un giorno all'altro avevano stoppato proprio gli incassi, però dall'altro lato le spese, affitti, bollette, eccetera, continuavano a dover essere pagate. Quindi
ho pensato di creare torniamopresto.it, che è una piattaforma, un'iniziativa senza scopo di lucro, non ci avevamo guadagnato assolutamente nulla, per permettere alle attività di incassare subito, quindi vendere una gift card, chiamiamola anche buono acquisto, voucher, buono spesa, quello che volete, e quindi il cliente vi acquista subito una card da 25, 50, 100, erano insomma le attività a scegliere il taglio, il cliente pagava subito, quindi si otteneva liquidità e poi il cliente sarebbe venuto, finito il lockdown, a ottenere, riscuotere insomma il prodotto o il servizio delle attività. È stato un modo appunto per i clienti di dare una mano alle attività di fiducia, estetista, parrucchiere, ristoranti, eccetera, e per queste attività di incassare, insomma, iniziare magari pagare quelle spese fisse, ecco, che comunque c'erano. Da lì abbiamo creato questo gruppo Facebook, che mano a mano si è ingigantito sempre di più, abbiamo continuato a fare dirette, dare contenuti, eccetera, e la cosa è evoluta, insomma, e continuerà ad evolvere. Continua ad evolvere perché, insomma, torniamo presto, non è finita con il lockdown, assolutamente, no? Assolutamente, ed è stato anche proprio il gruppo a volerlo, perché io appunto non so se vedete che interagisco spesso, io e anche Silvia, insomma, interagiamo spesso sul gruppo chiedendovi feedback, pareri, eccetera, quindi anche in quel momento, quando è stata riaperto il paese, abbiamo chiesto cosa vi interessava fare di questo gruppo, se volevate che continuassimo a fare dirette, a darvi consigli, suggerimenti, eccetera, e tutti sono stati d'accordo nel continuare, quindi abbiamo deciso di continuare. Da lì è stato creato il calendario social, questo qua, per chi non fosse nuovo nel gruppo, questo è il calendario social, l'ultimo rimasto, che me lo tengo gelosamente, calendario che abbiamo creato, progettato insieme con i tanti membri del gruppo, dove ogni giorno appunto ci sono dei suggerimenti, dei consigli su cosa pubblicare sui social, su come migliorare la propria presenza online, eccetera, eccetera. E da lì poi dal gruppo è nato anche l'idea del percorso di digitalizzazione, insomma. Quindi nel calendario in realtà ci sono anche iniziate a pensare agli spunti per momenti particolari, eccetera. Uno delle cose che volevamo trasmettervi con questo incontro di stasera è anche: pensate alle gift card per tempo, soprattutto quando ci sono eventi particolari, quindi mai occasione come il Natale è valida per ripensare a questa cosa. Però entriamo un pochino dentro. Cosa sono le gift card, Paolo, volendole definire un po'? Beh, allora, le gift card, se traduciamo dall'inglese, penso sia tipo carta regalo, no? O qualcosa di questo tipo. E appunto, come dicevo, per il cliente è un modo di acquistare qualcosa, quindi legarsi anche all'attività, perché se io compro una gift card, facciamo un esempio, no? Per andare nel concreto, sono Aspetta che ti sentiamo un po' male. Mi senti Salti male? un po'. Migliorando la faccenda? Meglio, vai, mi Ok, pare. mettiamo appunto che sia un parrucchiere, un estetista, che ce ne sono tante nel gruppo, promuovo le mie gift card, quindi scelgo il taglio da 50, 75, 100 euro, quello che è, il cliente sceglie il taglio che vuole, quindi 100 euro, e appunto avrà un credito nei confronti dell'attività, quindi acquista adesso e poi verrà fra un mese, 2 mesi, 3 mesi a utilizzare questo buono che ha acquistato. Soprattutto, come dicevi appunto, dato che il Natale è vicino, è un ottimo modo anche per fare un regalo, no? Quindi, l'ho già detto anche in altri video, quest'anno probabilmente tante persone vorranno dare una mano alle proprie attività locali di fiducia, quindi potrebbero acquistare le vostre gift card invece di spendere soldi in regali magari di altro tipo che magari avrebbero fatto in altre situazioni, ecco. Quindi è un ottimo modo per anche legare il cliente a voi, oltre che incassare, insomma, in questo periodo non semplicissimo. Sì, dicevamo un buon modo, scusa, per legare le persone a noi e aiutarci in questo periodo. Quali sono
norme, le regole di cui c'è da tenere che ci sono da tenere in considerazione quando si decide di adottare la gift card, Paolo, a livello anche pratico, per chi le volesse adottare? C'è qualcosa di cui tener conto a livello gestionale, a livello... Ma quello che posso consigliare, poi magari vedremo anche gli esempi delle due attività che parleranno poi. La cosa magari è quella di cercare di tracciare più possibile, non fare un semplice foglio da stampare e dare al cliente. Cercate magari di farvi almeno una lista, avere una vostra lista dei clienti che hanno acquistato la gift card con nome, cognome. Cercate di raccogliere dei dati di questi clienti in modo che, insomma, intanto vedete quanti effettivamente ritornano, vedete che non ci sono anche brogli, perché poi si fa presto magari anche a fare una fotocopia, quindi cercate di avere dei codici, insomma, non fate le cose così giusto per fare. Sì, non vedo particolari complessità, poi ecco, a livello fiscale o cose di questo tipo, noi al tempo avevamo fatto un'intervista con un commercialista per appunto verificare che fosse tutto a regola e non ci sono particolari problematiche. Poi fate comunque una chiacchierata col vostro commercialista, giusto per non aver dubbi, ecco, a riguardo, insomma. Sì, perché magari ci sono delle particolari, insomma, è Ecco, magari... abbastanza semplice. Tra l'altro la diretta è nel gruppo, se non ricordo male, quella del commercialista. Sì, allora, in realtà è nel gruppo, ma nei gruppi Facebook è impossibile trovare i video. Infatti vi metto magari anche qui il link sotto. Noi abbiamo fatto una raccolta che potete scaricare gratuitamente, raccolta video. Di Questa. video, esatto, dove ci sono tutti i video fatti nella prima fase, quindi Esatto. potete trovare anche quella col commercialista, così insomma, se volete togliervi dei dubbi o se il vostro commercialista fosse un po' disorientato, prima di farvi dire un no, provate a chiedergli e a fargli vedere magari anche queste informazioni. Esatto. Su questo link qua che vedete qua, basta appunto digitare questo indirizzo, inserite la vostra mail e vi arriva la raccolta di tutti i video delle dirette che abbiamo fatto anche durante il lockdown, tra cui c'è anche l'intervista col commercialista. Ok. Allora io direi che Paolo possiamo anche inserire i due ospiti di stasera Sì. che sono qui nel backstage che ci aspettano, che così almeno parliamo proprio anche nel concreto di come funziona questo sistema o come è stato applicato da qualcuno che lo sta usando. E stavolta, visto che intervisto io, faccio entrare prima gli uomini, faccio entrare Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Silvia, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Giuseppe, raccontaci un po' chi sei, cosa fai, da dove vieni, così ti inquadriamo subito. Beh, io gestisco una gelateria a Valdagno, prima avevamo anche una sede a Vicenza e adesso da quest'anno abbiamo solo a Valdagno. Gelataio per chi non la conoscesse e niente, Ecco, bene. Aperti aperti anche adesso o... No, in questo momento siamo chiusi. Non so ancora se riapriamo per le festività, probabilmente sempre se la situazione lo permette. Ok. Vediamo come funziona. Ma per una chiusura stagionale comunque generalmente? Sì, noi normalmente chiudevamo per stagionalità, però molto più tardi. C'è stato un momento nel primo periodo di restrizioni un po' movimentato e eravamo lì indecisi sul da farsi, abbiamo detto è meglio che ci fermiamo un attimo, eravamo anche stanchi di tutta la stagione e tutto quanto e dopo decidiamo cosa fare, insomma, ecco. Ok, e tu hai sperimentato le gift card, quindi hai fatto questo tipo di iniziativa. Beh, noi, allora, il presupposto è questo, noi avevamo già delle tessere prepagate cartacee e c'era stato richiesto più di una volta di avere una tessera che non avesse i limiti che avevano le prepagate che avevamo cartacee. Praticamente quelle prepagate erano solo per i coni e quello che cercavamo noi era una tessera
che potesse avere una funzionalità su tutti i prodotti che vendiamo e non solo sui coni come facevamo prima. E lo stesso cliente chiedevano: ma non avete una tessera per poter fare un regalo a mia nipote o così? Ci veniva richiesto spesso, allora abbiamo chiesto appunto al tecnico che ci forniva la cassa se non era possibile avere uno strumento molto facile da usare, appunto una tessera, e però anche funzionale nello stesso tempo. Quella che abbiamo attuato adesso è molto funzionale, nel senso che viene ricaricata dell'importo che il cliente... Aspetta Giuseppe, ti sentiamo male. Allora, sì. Adesso si sente? Sento che salti. Adesso? Mi senti? Sì, io ti sento bene. Adesso? Così? Adesso mi sembra un po' meglio, prova. Dicevi, okay. Questa qui nuova è un po' più funzionale ed è diversa da quella che avevate prima? Sì, è diversa nel senso che questa qua abbiamo caricato per ogni articolo una scontistica adatta a quell'articolo, e non tutte le scontistiche sono uguali per ogni articolo, e questo lo possiamo decidere al momento. Il cliente può ricaricare la cifra che desidera ricaricare. Pronto? Mi sentite adesso? Sì. Sì. Io sento bene. Ok, il cliente decide la cifra che vuole ricaricare. Al momento della ricarica viene rilasciata una ricevuta non fiscale, un promemoria praticamente, e viene registrato nel software. E al momento che il cliente arriva per acquistare, chi ha ricevuto il regalo appoggia la carta sulla cassa, gli viene detto quanto, questa qua, gli viene detto appunto quant'è il totale che ha ancora sulla carta, e lo scontrino che viene emesso direttamente con lo sconto, senza dover praticare gli sconti o andare direttamente, viene caricato così. Ho capito. Quello che è più importante è proprio però il concetto che c'è dietro, cioè nel senso che noi l'avevamo fatto proprio per dare la possibilità di regalare un momento di felicità, un momento di gioia, un momento e che non sia così impegnativo come regalo. Appunto uno può pensare qualsiasi cifra. Uno può fare un regalo anche a un bambino fondamentalmente con una card di questo tipo. Infatti la funzione principale che aveva all'inizio le prepagate che avevamo era quella di dare la possibilità a chi viene ogni giorno, a chi ha dei bambini, di dare questa carta, così i bambini non dovevano portare i soldi, ogni volta veniva fatto un timbro e in più avevano uno sconto finale. Il principio è quello. Questa qua si può anche riutilizzare in seguito, si può ricaricare. Okay. È bellissima questa cosa, perché i genitori che hanno sempre magari, soprattutto magari con i bambini un po' più piccoli, adesso tu dove sei inserito è un contesto magari anche dove posso mandare sotto casa i bimbi a prendere il gelato, e così evito di dover dare soldi, avere la premura di resti, non resti, è tutto molto più semplice da gestire. Sì, in questo momento funzionano infatti anche in questo senso anche tanto le prepagate, e appunto per dare una cosa nostra che non sia come dire, con una grossa responsabilità come una prepagata, per dare qualcosa a un bambino molto più semplice da gestire, abbiamo pensato anche a questa cosa, anche per quello. Bravi. Tra l'altro vi facevo notare dal post, visto che cerchiamo sempre di trovare qualche idea, alla fine tu con una busta, un fiocco e un bollo hai fatto una cosa anche personalizzata senza renderla troppo complicata, che può essere direttamente regalata, visto che poi magari ci proponiamo il problema di chissà cosa. Insomma, non è che fuori le grandi catene, visto che io lavoro anche con i franchising, poi ci diano delle cose così chissà quali mirabolanti. Sì, sono stampate in serie, però insomma alla fine anche con un piccolo tocco personale possiamo dare anche un aspetto alla gift card che diventa veramente un regalo. Sì, beh, la prima cosa che è stata pensata è proprio quella che sia proprio un regalo, cioè dentro c'è anche il bigliettino che uno può scrivere, la dedica e regalare, insomma,
Per noi è un momento prezioso, non è come dire, è qualcosa, è un mondo dolce il nostro e volevamo renderlo dolce in tutti i sensi, insomma. Tra l'altro andatevi a vedere le recensioni che ha Giuseppe, perché effettivamente la sua è una delle gelaterie, insomma, che tanto di cappello per la qualità, insomma, nella zona, perché è ben noto lui nella provincia di Vicenza, insomma, e compagnia, per le sue ricette. Io tirerei dentro anche Alessandra, così ci racconta anche lei la sua esperienza. Alessandra, benvenuta. Ci senti? Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Sì, Ciao, a tratti però. Da dove vieni, cosa fai? Allora, io ho un negozio in provincia di Torino, a Torre Pellice, un piccolissimo paesino, siamo 5.000 abitanti. Il mio negozio io lo definisco un po' un bazar, perché ha un po' di tutto, dalla merceria all'intimo, biancheria per la casa, un po' di tutto, diciamo. In questo periodo sono chiusa per metà, perché noi siamo in zona rossa purtroppo, e quindi posso vendere solamente la parte di intimo. Anche quest'anno, come altri anni, ho fatto le gift card, che è un articolo, diciamo, che già da qualche anno i miei clienti mi avevano richiesto. Inizialmente erano molto rustiche, diciamo, fatte da me al computer, giusto per capire se funzionavano. Dal momento che ho visto che andavano bene, perché a parte il Natale, anche durante tutto l'anno, per compleanni, occasioni particolari me le richiedono, ho fatto queste piccole gift card su un sito internet e le ho confezionate in un sacchettino di juta, giusto per collegarmi alla merceria. Oltre a queste gift card, ho collaborato con un'amica e abbiamo fatto questa iniziativa che vedete nel video. È una promozione che lega il mio negozio e la sua attività di kinesiologa. Wow. Abbiamo pensata insieme per unire appunto le due attività e cercare di aiutarci a vicenda. Oh, che bella iniziativa. Io credo che oggi ci sia tanto bisogno di queste cose di unione sul territorio, perché veramente far squadra tra attività ci aiuta e assolutamente non ci fa concorrenza, ma ci permette anche di creare nuove sinergie e anche darci una mano con nuove idee. Quindi complimenti, perché è proprio una bella iniziativa, anche perché è un regalo alternativo, no? Quindi una coccola per me in tanti modi, no? Regalare, insomma. Tu regali una coccola, Giuseppe regala un po' di dolcezza e insomma direi che abbiamo fatto un Natale speciale anche solo con i pensieri. Scusate, ma a me queste cose fanno sempre molto, molto piacere, ma mi fa piacere soprattutto quando voi dite che avete ascoltato i clienti. Cioè io credo che al di là della gift card, quello che di prezioso ci state dicendo è: tu Alessandra che hai ascoltato il bisogno dei clienti pur improvvisandoti all'inizio ma poi perfezionando, per cui il tema che tiro fuori da te è anche il discorso: ok, me l'hanno chiesto, ok, non sono capace, me le invento, poi il primo anno magari le farò non proprio perfette e pian piano verranno bene. E Giuseppe invece che dice: dovevo perfezionarle perché avevamo una forma di carta prepagata, ma non era come la volevano i clienti, e a un certo punto abbiamo trovato la formula della ricarica. E questo è preziosissimo, perché i vostri clienti spesso ve le dicono queste cose, no? Anche parlando con chi è in diretta, per cui ottimo. A livello di gestione, vi chiedo, vi state segnando i nomi o comunque avete un modo di registrare i dati di chi prende la gift card o comunque di chi poi la userà, o avete trovato un sistema vostro per raccogliere queste informazioni? Domanda da 100 milioni di dollari. Sì, io me lo segno su un mio, diciamo, un mio quadernino, mi segno chi l'ha presa, a chi viene regalata con l'importo
e diciamo che io sono abbastanza facilitata perché appunto essendo in un piccolo paesino bene o male ci conosciamo abbastanza tutti, quindi non è che devo fare trovare degli stratagemmi, diciamo, per evitare brogli, come diceva prima Paolo, queste cose qua. È un paesino piccolo, quindi ci conosciamo e mi basta veramente solo segnarlo su un quaderno e il gioco è fatto. Beh, Bravissima. a noi invece viene registrato direttamente nel gestionale, imputiamo il nome e viene registrato direttamente nel gestionale, così dopo vediamo se viene ricaricata, se viene gli importi spesi, e anche perché collegato con tutto il gestionale ci va a dire realmente quello che è stato incassato per la vendita quel giorno e quello che invece è stato incassato fuori dalla vendita, come no? Nel senso che i soldi lì sono incassati sì, però non si è venduto niente, per contro verrà venduto in seguito, allora nel gestionale viene inserito in questa maniera. È un gestionale collegato alla cassa, Giuseppe? Sì, è collegato alla cassa e anche alla bilancia di produzione, è tutto un sistema. Ok. Sì, direttamente il software della scheda va a caricare nel gestionale in questo modo separato. Ok, quindi abbiamo un sistema più, chiamiamolo, analogico e un sistema più digitale, perché poi ci sono vari sistemi. Ovviamente poi vi invitiamo sempre a informarvi sulla gestione dei dati, perché sapete che è un tema delicato in questo momento, però insomma si può fare, ecco, soprattutto se si fa in trasparenza e soprattutto se poi quei dati si usano ovviamente con la giusta causa, e poi ne parleremo anche nel corso, perché il tema comunque dell'informazione del cliente è fondamentale, perché ci dà tanto e ci permette anche di tracciare cosa succede, poi se si conoscono ancora di più e così via. Rispetto, immagino che siate ancora in avvio, quindi le vendite vere e proprie arriveranno andando avanti. Come state pensando anche se le state promuovendo, state utilizzando i social o altri canali? Io le sto promuovendo sulla mia pagina Facebook, poi grazie a Paolo ho creato una lista WhatsApp con i contatti dei clienti, quindi la sto pubblicizzando anche lì, e poi vabbè nella mia pagina privata mia personale, e ovviamente ho tante condivisioni, vabbè, un po' della famiglia che le condividono sulle loro pagine, ma anche appunto di chi è coinvolto, come in questo caso la mia amica kinesiologa, l'ha condiviso anche lei sui suoi social. Ok, e vi taggate, giusto? Esattamente. Brave. Giuseppe? La stessa cosa su Facebook, dove avete visto anche quella foto, e dopo è arrivato il momento di chiudere, non l'abbiamo fatto su WhatsApp, sulle liste box di WhatsApp non l'abbiamo fatto, e l'abbiamo caricata anche sul menu online, cioè dove ci sono tutti i gusti che uno può andare a vedere ogni giorno, tutti i gusti che ci sono, in fondo c'è anche la tessera, appunto, un dolce pensiero. Ok, Google My Business l'avete caricato? Scusa, esatto, ho dimenticato Google My Business. Sì. Bravi. Io vi do uno spunto, visto che allora, chi è in area rossa ovviamente ha altre problematiche, chi è in area gialla come noi con Giuseppe, poi chissà, vedremo. Però essendo che c'è il tema del weekend, che è un momento in cui le persone sono un pochino più annoiate a casa, se vi va come spunto provate a vedere se vi viene in mente qualche iniziativa, magari proprio del sabato e della domenica, sia mettendo contenuti su Google oppure stimolando le persone, perché potrebbero essere più ricettive, magari durante la settimana siamo tutti presi o da riunioni online perché siamo in smart working o comunque
dalla routine, il sabato e la domenica può essere utile provare a lanciare qualche messaggio, o anche forse alle liste, tutto sommato. Quindi se volete fare un'iniziativa, ma anche un mini video, giusto da salutare i clienti che sono a casa, cose di questo tipo possono essere sicuramente utili. E poi però c'è una domanda che io faccio a Paolo, perché giustamente noi abbiamo visto quelle di Giuseppe super preparate, insomma, perché hanno una loro grafica, quelle che ha creato con la collega e amica, però, e mi chiedono anche nei commenti come le realizziamo ste card, cioè fatte a mano. C'è un modo un po' più semplice, Paolo, che possiamo Sì. così spiegare in qualche minuto per aiutare chi vuole farle, visto che i tempi sono quelli, sono giusti e caldi? Infatti c'è una domanda di questa persona appunto che chiede ad Alessandra se si può sapere come ha fatto le gift card. Non so se tu, Ale, hai usato Canva come consigliavo magari, Esatto. durante le dirette. Sì. E ecco, io continuo a consigliarlo perché è uno strumento veramente facile da utilizzare. Non occorre essere degli smanettoni, non occorre essere esperti di grafica o cose di questo tipo, è adatto veramente a chiunque, basta avere insomma un PC a disposizione. Allora, io condivido lo schermo così vi faccio vedere al volo come utilizzarlo. Allora, vediamo se si vede. Ok, se voi andate su Canva, se non avete se non siete registrati, vi potete registrare gratuitamente. Dovete, appunto, una volta che avete fatto l'accesso, lui vi dà già di suo una marea di contenuti già pronti. Ok, quindi Canva non va bene solo per le gift card, ma va bene per qualsiasi altro tipo di contenuto che potete usare anche nei social, quindi creare le vostre Instagram stories, post su Facebook o cose di questo tipo, vi dà già il formato giusto, anche le dimensioni giuste. Quindi se volete per esempio creare le gift card o buoni regalo, basta andare nel motore di ricerca e scrivere buono regalo e vedete che già qua vi dà, oltre a darvi la proposta di buoni regalo, ve li dà anche in base alla categoria, no? Quindi vediamo per esempio buoni regalo per Natale e qui vedete che vi dà già una marea di contenuti già pronti, di grafiche già pronte. Tanti testi li vedete in inglese, ma non spaventatevi di questo perché tutto questo è personalizzabile. Voi insomma vi scorrete un po' quelle che vi propone, ve ne scegliete una, ok, adesso sono entrato su una, e poi vedete qui avete il fronte e il retro, quindi ci sono in questo caso ci sono due facciate, diciamo, e poi qui cliccandoci sopra andate a modificare come volete, €50, potete modificare il testo, chiaramente vi scrivete il nome della vostra attività, quello che volete, potete aggiungere immagini, testi, anche video volendo per altre cose, potete fare quello che volete. Quindi ecco, io vi consiglio questo strumento perché è molto molto utile, non solo per le gift card, ma anche per altre tipologie di grafiche che possono essere utili, insomma. Poi ecco, questo è uno strumento validissimo, poi se volete fare le cose magari fatte con più elaborate, magari volete stamparle su carta patinata di un certo tipo da consegnare al cliente, eccetera, chiaro che magari dovete rivolgervi a un grafico, però per, diciamo, come ha fatto Alessandra, no? Per testare se le gift card hanno riscontro, se funzionano, e iniziare a promuoverle sui social, è uno strumento veramente valido da sfruttare. Ve lo consiglio, insomma. Sì, tra l'altro Paolo avevo visto che magari se lo fa su una carta che non è proprio quella della tipografia, no? Bel patinata, spessa, eccetera. Io ho visto anche che c'è magari chi trova il modo di fare una confezione con o dei dolcetti o qualcosa, così come va un po' anche suggerito Alessandra, che lo mette in una bustina di Utah e lo arrotola a mo' di pergamena. Insomma, Certo. ci si possono inventare delle cose chiaro, che diventano funzionali. Una cosa che vorrei aggiungere su questo è magari cercate proprio di
di fare le cose semplici, vabbè, poi ecco, voi su certe cose ne sapete anche sicuramente più di me, però ecco, una cosa che anche da cliente, io parlo anche da cliente, no, di determinate attività, cercate di proporle più possibile, perché veramente i clienti, io mi metto nei miei panni, io non ci penso che se vado per esempio da Giuseppe il gelataio, non ci ho mai pensato sinceramente di comprare una gift card del suo negozio, no? Oppure se vado dal mio parrucchiere non ci ho mai pensato di spendere 150, che comunque li spendo quei soldi lì, perché alla fine io gelato me lo prendo, un paio di vaschette me le prendo ogni mese, dal parrucchiere ci vado, però non ci ho mai pensato. Quindi se voi vi proponete attivamente, su magari 100 a cui lo dite, ce ne sono 10 che la comprano, che invece non l'avrebbero mai presa, no? Quindi quello che può essere il mio consiglio da cliente è anche quello proprio di farlo sapere, perché i clienti vanno sempre veloci, non hanno tempo, hanno la testa confusa, piena di pensieri, quindi insomma rendetegli le cose facili da capire e da acquistare, no? Che è anche l'obiettivo. Sì, decisamente. Voi, oltre ai social, comunque adesso nei negozi, ovviamente Giuseppe adesso è chiuso, quindi non l'avrà fatto, però Alessandra, tu lo comunichi anche in cassa, ad esempio? No, in effetti no, non l'ho mai proposto fisicamente come regalo. No, diciamo che l'ho proposto a volte quando proprio stanno cercando un regalo che ho tirato giù tutto il negozio e non riescono a trovare niente di loro gradimento, allora come diciamo ultima opzione proponevo la gift card, che così almeno non si hanno problemi di scelta. Beh, noi invece le avevamo messo in bella vista vicino alla cassa, e anche siccome che facciamo degli altri pacchetti regalo con dei prodotti che utilizziamo per la gelateria, e anche nei pacchetti regalo, cioè, era messo bene in vista come idea, e dopo anche spiegato al cliente man mano che magari chiedono ma cos'è questo, e veniva spiegato, insomma, il periodo che siamo riusciti a avere fuori. Ho sentito anche, adesso ovviamente bisogna vedere come funziona con la prepagata, ma c'è chi le ha prestampate da mettere nei pacchetti dei clienti, trovando il modo di dirgli, ovviamente senza farsi fregare o far scrivere cifre, però questa è la gift card, proprio come esempio, che puoi regalare ai tuoi cari aiutando un'attività locale, e gliel'hanno messa magari in uno degli acquisti. Pensa al Natale local, una cosa di questo tipo, no? Per Natale scegli local, cose di questo tipo, oppure scegli le attività locali, e la simulavano mettendola negli acquisti di questo mese, quindi se volete anche quello potrebbe essere uno spunto. A livello di promozione, Paolo, cosa suggeriamo per la gift card secondo te? Oltre, loro hanno detto, l'abbiamo scritto su Facebook, sui nostri profili, l'abbiamo messo su Google My Business, qualche consiglio che possiamo dare? Un altro strumento magari che potete utilizzare, che io consiglio sempre, chiaramente non solo per la gift card, ma per mantenere il rapporto col cliente, anche quello delle mail, chiaramente, facendo un passo indietro, cercate sempre di creare una lista clienti. Voi avete spesso decine o centinaia di clienti che entrano ogni giorno, ogni mese, insomma, nel vostro negozio, nella vostra attività. Cercate di trovare dei modi per acquisire i dati di questi clienti, no? Come nome, cognome, email. Ad esempio, quello delle gift card è anche un ottimo strumento per ottenere anche i dati dei clienti. Quindi cercate di sfruttare tutti i metodi di contatto che potete avere con i vostri clienti. Quindi la mail, ad esempio, è un ottimo strumento. Potete, l'aveva accennato prima Giuseppe, le liste broadcast di WhatsApp, no? Se voi avete il numero di telefono raccolto rispettando il GDPR, potete inviare tramite WhatsApp lo stesso messaggio a più clienti nello stesso momento, e potete anche mandare lo stesso messaggio a clienti di determinate categorie, no? Quindi, non so, potete decidere voi di categorizzarli, maschi o femmine, o che ne so, clienti VIP, oppure clienti di quello che volete voi, quindi mandate magari messaggi ancora più specifici. Quello è un ottimo strumento.
usate i social, chiaramente, magari fate... su questo magari se volete prendere spunto, stavo dando un'occhiata prima, se cercate su Facebook con la parola chiave gift card, torniamo presto, e poi selezionate i post pubblici, ne trovate una marea di attività che appunto hanno pubblicato su Facebook delle promozioni per spingere le loro gift card. Ce ne sono parecchie che sono fatte molto bene. Fate magari anche dei video. Lo so che sui video tocchiamo sempre un tasto dolente perché avete paura di scoprirvi, magari alcuni sono timidi, però è uno strumento che funziona. Fate col calendario social, ho visto che parecchi hanno iniziato magari a farsi dei selfie quando magari prima non lo facevano, no? Mostrando un po' il lato umano dell'attività. Qualcuno ha iniziato a fare delle dirette. Ecco, il video è uno dei formati che stanno da un po' che stanno andando più pesantemente, diciamo, e quindi vi consiglio di sfruttarlo anche per far vedere il vostro lato più umano, diciamo. Quindi potete fare anche dei video per promuovere le gift card, spiegare come funzionano. Gli SMS non sono morti assolutamente, gli SMS, quindi oltre a WhatsApp potete anche inviare gli SMS. Vero. Che altro? E poi, vabbè, ditelo anche, non escludete chiaramente la parola, quindi se entrano nel vostro negozio, nella vostra attività, ditelo. Dategli anche magari un volantino, un qualcosa, insomma. Io non sono solo a favore del digitale, io sono a favore di quello che funziona, quindi se funziona il metodo Coleman, come si dice, fatelo, datelo a mano, insomma. Ma guarda, ci sono degli spunti, Paolo, secondo me interessanti. Allora, intanto quello che intendevo io prima era fare un facsimile, non mi era uscito. Grazie a Matteo che mi ha dato lo spunto. Se non siete local, non rispondo a Barbara, non serve che diciate compra local, potete dire compra italiano, per dire, quindi insomma ci possono essere altri modi di cercare di incentivare la cosa. Però quando tu dicevi questo spunto qui, a me veniva in mente anche di poter, adesso ovviamente dove è aperto, però mi viene lo spunto così, potrebbe essere da qualche altra parte, sul cartellino, che ne so, di un capo d'abbigliamento particolare o particolarmente di moda, su una borsa, eccetera, si potrebbe attaccare il cartellino, se si riesce in qualche modo, con scritto: se acquisti questa gift card, un tuo amico potrebbe comprarsi questo capo. Quindi insomma stimolare magari anche in punti strategici del negozio dove possiamo mettere un appiglio che ci dica che c'è anche la gift card, potrebbe essere un'idea, così come potrebbe essere anche un'idea eventualmente, se lavorate particolarmente con le donne, di lanciare quest'anno fatti regalare, quindi ancora più spinto, tipo se il tuo compagno, tuo marito, tuo figlio non sa mai cosa farti, spingilo, suggeriscigli che questo regalo ti può piacere, gli mettete sotto la gift card, per cui potrebbe essere, cioè potete veramente spaziare con la fantasia, e tra l'altro con l'online, quindi con Canva, come vi faceva vedere Paolo, potete anche stimolare via WhatsApp senza dover stampare 2000 cose, ma semplicemente cambiando online. Mi viene in mente, se sapete che una persona è particolarmente portata, cioè mi viene in mente un estetista, a seconda di differenziazione dei servizi, può fare una gift card per le cerette, può fare una gift card nel gruppo di chi invece fa il massaggio, di chi fa le lampade, insomma si possono un po' trovare dei canali diversi. Allora, Paolo, mi chiedono: ma ci si può inserire ancora su Torniamo Presto? Io non ci sono riuscita. Sì, beh, Torniamo Presto non ha mai chiuso in realtà, il sito è sempre stato operativo. Chiaro che durante il lockdown c'è stato anche un carico di visite importante, c'era un bel traffico e tante attività hanno ottenuto anche dei bei riscontri e molti incassi. Poi chiaramente con la fine del lockdown è andato un po' scemando, però adesso in questa fase sta un po' ritornando. Quindi sì, si può assolutamente inserire. C'è un bottone con scritto inserisci attività, aggiungi attività, è gratuito, non c'è assolutamente alcuna spesa, alcun costo, quindi sì, vi consiglio anche di farlo. Magari chi magari è in zona rossa, chi è chiuso, così potete sfruttarlo anche in questo periodo, assolutamente.
Altra questione, così magari ne parliamo un po' con Alessandra e Giuseppe. Avete mai pensato di abbinare la gift card a un buono sconto? Tipo, tu compri una gift card, io ti lascio un buono sconto per il prossimo acquisto. Giuseppe, vai. Sinceramente, No. Vai Alessandra, scusami perché non so mai chi chiamare, non mi rendo conto che non siamo nella stessa stanza, vedete dove guardo, scusate. Ok. Sinceramente no, io non l'ho mai pensato. Probabilmente perché è un articolo che va da solo, non ha bisogno di troppe spinte, diciamo. Nel caso fosse la prima volta che le propongo, magari ci penserei a fare uno sconto abbinato. Attualmente che da molto tempo che le ho a te, no, non ci ho mai pensato. Ok. Beh, Giuseppe, tu? noi agganciandoci a quelle che avevamo già appunto prepagate, varie tessere che abbiamo su prendi 10, te ne regaliamo uno e così via, e praticamente abbiamo portato avanti lo stesso concetto, cioè nel senso che uno ricarica 10 e però si trova 11. Nel senso prendi 10 palline, ne hai una in omaggio e così via, cioè, è sempre stato visto come un modo di ricompensare il cliente e di darle un premio proprio per l'assiduità che viene in gelateria e che continua a venire, insomma, ecco. È stato visto più come un premio che come uno sconto. Sì, in realtà è uno sconto, però noi l'abbiamo sempre visto più come un premio questo qua. Certo. Sicuramente può essere anche questo uno spunto, cioè dire: "Okay, la gift card la compra la persona per qualcun altro, ma magari io lascio un piccolo cadeau eventualmente a quella persona che ha comprato la gift card per farla tornare". Però, come dice Alessandra, se effettivamente poi sono clienti ricorrenti, eccetera, magari c'è meno il bisogno di questo. Se è una novità invece magari può essere uno spunto in più per stimolare. Non è detto che l'acquisto della gift card debba essere per forza commisurato a uno scambio. Io lo scambio forse dello sconto lo vedo di più quando cercate di fare quell'attività che viene chiamata member get member, cioè il cercare di portare un cliente attraverso un altro cliente, quindi vieni con un amico e dare un vantaggio a entrambi, però può essere uno spunto, nel senso come idea. E io sì aggiungo valore su una card da 400 euro in su, spendono 400, hanno già 4,80, però stiamo parlando di una card, perché io e Paolo ci stavamo rimpallando il messaggio, da 400 euro in su, spendendo 400 hanno 4,80, però immagino che tu venda qualcosa anche che ha una cifra importante. Noi parliamo magari anche di gift card con effettivamente cifre che possono essere anche molto più piccole, come per l'acquisto dei gelati, o medie come quelle insomma che usa Alessandra, quindi c'è da capire, ognuno ha la sua storia ovviamente, dovete anche testarlo, buttatevi, provate, perché finché non lo provate non potrete mai dire che non funziona, e provatelo più volte, come vi dicevano appunto anche Alessandra e Giuseppe. Io in fase lockdown ho venduto buoni massaggi diversi in più con uno sconto sui futuri acquisti. Anche questa è una buona idea sicuramente. Anche qui si possono fare anche le card virtuali, per dire, Paolo, no? Cioè non è detto che si debbano per forza stampare. Ah sì, assolutamente, si possono anche potete anche semplicemente creare dei PDF, no, o delle immagini da inviare ai vostri clienti, quindi direttamente con Canva, quindi potete crearle così. Ce ne sono anche tante aziende grandi fanno così ormai, non le stampano neanche più. Pensate anche ad Amazon, no? Io posso comprare un buono è una cosa che funziona tantissimo poi anche quella di Amazon. Posso comprare un buono acquisto su Amazon, regalarlo, mi arriva digitalmente con un codice, inserisco il codice e mi accredita quel valore, quindi non è assolutamente obbligatorio stamparle. È chiaro che se fate come diceva Silvia, magari una stampa fatta bene, elegante, eccetera, anche bella da dare come regalo, perché altrimenti dare un PDF in regalo magari potrebbe essere triste, ecco. Però è un'alternativa assolutamente anche quella. Alessandra, un consiglio secondo te visto che è un po' di tempo che le hai sperimentate così, per fare le gift card che potresti lasciare al gruppo? Secondo la tua esperienza, qualcosa magari?
Di creare qualcosa di carino esteticamente, perché ci tengono a fare bella figura. Quindi il pacchettino, il fiocchetto, sembrano delle stupidate, però vedo che vengono apprezzate moltissimo. E più che altro anche a volte arrivano da me senza sapere la cifra precisa da inserire nella gift card. Quello che faccio io è lasciare sempre la libera scelta a loro, non insistere, no, fai assolutamente quella da 50 euro perché fai più bella figura. No, se la vogliono fare da 20, la fanno da 20 e va bene così. Alessandro, scusa. Anche perché poi spesso non sappiamo in che mani vanno, no, Paolo, le gift card, quindi potrebbero andare nelle mani di qualcuno che poi compra 20 ma in realtà spende di più, o poi torna Esatto. assiduamente e diventa un nuovo cliente. Dopo quant'è, per curiosità, che hai visto tornano i clienti ad utilizzare le card, Ale? Allora, inizialmente non mettevo una scadenza alle gift card e era un po' un problema, diciamo, perché c'era gente che ci metteva magari un anno ad utilizzarle, cosa che io trovo assurda, nel senso, se la regalano a me non vedo l'ora di andare a spenderla, quindi adesso una cosa che ho aggiunto è una scadenza. Quindi do 3 mesi di tempo, che mi sembra che sia comunque un buon periodo in cui se ho bisogno di qualcosa posso venire a usufruirla. Ok, no, ti faccio anche questa domanda perché mi ricollego a questo commento di Walter, che appunto io immagino che Walter, confermami magari se dico giusto, questa card che il tuo cliente ha usato di Torniamo Presto l'aveva comprata durante il lockdown, no? Quindi marzo-aprile, quindi questo cliente è tornato alla fine dopo 6 mesi e ne ha comprato un'altra, quindi sì, ragionate anche su questo fatto, quindi che il cliente non è che arrivi subito immediatamente dopo, c'è chi appunto come Alessandra magari vuole usarla subito, c'è chi invece ci mette anche un anno o 6 mesi, o considerate anche questo nella vostra organizzazione del lavoro, insomma, e nei flussi di cassa, perché è importante anche quello. Sì, esatto, io ho messo la scadenza più che altro per una gestione mia, nel senso che avendo anche prodotti stagionali, quindi primavera, estate, autunno, inverno, mi era più semplice dare delle scadenze. Certo. Poi magari Paolo condivido nel gruppone un articolo, lo devo ritrovare e ce l'avevo salvato, ma adesso mi cerco di salvare un po' di banda perché ho la rete che salta. Un articolo che parlava di quali sono anche i tassi di perdita, perché comunque c'è chi usa le gift card anche come un salvadanaio, perché in realtà c'è comunque ci sono tante persone che non la usano, ma secondo me il dato più interessante che c'era in quell'articolo era l'impatto che avevano le gift card su un acquisto aggiuntivo, cioè spesso una persona non arriva e spende al centesimo la gift card, ma in realtà poi spende un pochino di più. E quindi ci sono dei tassi interessanti che vi dimostrano come può essere un vantaggio, perché voi siete convinti di aver venduto 20, ma in realtà avete venduto potenzialmente 25-30, anche di più. Ed è anche un modo per acquisire clienti nuovi, perché se io compro la card e la regalo a un'altra persona, è un'altra persona che magari non vi conosce e viene a spendere da voi. Poi, come spesso succede, come dice Silvia, ho la card da 100, non è che sto lì a misurare il centesimo, ne spendo 110 e quindi pago anche quella differenza in più magari, no? Quindi è un vantaggio anche da questo punto di vista. Esatto. Giuseppe, invece tu cosa consiglieresti rispetto a questa cosa delle gift card a chi ci ascolta? Beh, tutto quello che ha detto Alessandra di sicuro, sia la confezione sia come dire, la presentazione, e che sia pensata per i vostri clienti, cioè per i propri clienti, nel senso che noi l'abbiamo fatta più su misura possibile per i nostri clienti, in maniera da dargli da aggiungere un servizio, non dare, come dire, creare, da farlo
da venderlo proprio come un servizio, come qualcosa che può aiutare anche, non solo come qualcosa che sia per noi, ma proprio per il cliente, qualcosa di utile per il cliente. Oltre a essere un regalo, un dolce regalo, insomma. Chiaro. Domanda: avete promosso comunque, quindi avete messo anche dei soldi di promozione su Facebook o su qualche altro canale per queste gift card? Alessandra? No? Io no. Ok. No, non era Sono un po' obbligatorio, taccagna. Era una curiosità. I post che faccio, la metà sono sponsorizzati, cioè, dico tante volte magari impiego 10 minuti, un quarto d'ora a lavorare una foto, oppure impiego 2 ore a fare un video e cioè, mi costa poco aggiungere qualcosa e lo sponsorizzo, almeno se quel lavoro è ripagato, come no. Cioè, io la vedo così, Okay. dopo, però so che sono uno Ecco. Concordo con Giuseppe su sta roba. Apro una piccola parentesi su questo perché appunto come abbiamo detto anche altre volte, ormai pubblicare sui social gratuitamente a volte sì, a volte, anzi spesso è quasi sempre necessario mettere qualche soldo per aumentare la visibilità, perché sapete che se voi avete 1000 followers gratuitamente Facebook vi fa vedere il vostro post a un 5-10% quando va bene. Quindi come dice anche Giuseppe, io comunque investo tempo per creare un post, per creare un video, eccetera. A questo punto ci aggiungo quei 5-10 euro per farlo girare, per farlo vedere al mio pubblico, insomma. Altrimenti rischiate magari di investire anche, se avete intenzione di usare i social in modo professionale, magari utilizzarli senza investire nelle ads può avere poco senso, perché investite tanto tempo per raggiungere magari poco pubblico target. Chiudo la parentesi su questo, ecco. Okay. Sì, effettivamente dobbiamo sempre ricordarci che questi mezzi, questi strumenti sono molto carini, si usano eccetera, però poi la cassa di risonanza con un piccolo anche con un piccolo budget diventa molto più ampia. Nel caso di Alessandra, per dire, essendo in una realtà più piccola, ma anche utilizzando il suo profilo, perché probabilmente si conoscono molto di più tutti, forse è anche più semplice riuscire a raggiungere un pubblico più ampio, però tenete conto che comunque anche nel percorso con Paolo abbiamo pensato di insegnarvi anche quantomeno i rudimenti, le basi e quelli che sono i concetti dietro una sponsorizzazione, per cercare di poter sapere anche come approcciarvi con questo tipo di strumento e fare delle scelte, perché anche quando pubblicate un post effettivamente vedrete la differenza se ci mettete insomma due soldini sopra, come dice Paolo. D'altronde Zuckerberg si deve comprare l'isola per abbandonarci tutti, poi non so, però insomma in realtà io dico sempre, insomma, d'altronde sono strumenti e mezzi che vivono di questo e ci tengono sempre più dentro per poterci poi proporre contenuti, e quindi sfruttiamoli a nostro vantaggio e non facciamoci sfruttare, che è sempre cosa buona. Io non so, Paolo, se hai altro da aggiungere o se hanno altro da aggiungere Alessandra e Giuseppe, altrimenti li ringrazierei. Andiamo in chiusura con l'estrazione. Vuoi che li teniamo qui finché facciamo l'estrazione? Ma abbiamo i testimoni, allora in realtà Abbiamo i testimoni. dedicati 10 minuti e siamo andati lunghissimi con loro. Grazie Alessandro, Giuseppe, invece Grazie a voi. È stato molto, molto interessante. Vabbè, e quindi cosa facciamo? Estraiamo? Estraiamo, dai, vediamo, insomma, se non ci sono altre domande, se no poi le fate nel gruppo, anche quando condividiamo l'articolo, ne riparliamo. Ok, allora, aspetta, questo, la ruota della fortuna qua, la vedete, no? Aspetta, no, sì, si vede? Eccola. Ok, allora qua sulla destra ci sono tutte le persone che hanno invitato altri amici, colleghi nel gruppo. Io adesso dovrei cliccare qui in centro. Ok, parte la ruota. Vediamo chi vince l'ora di consulenza gratuita. Dov'è? Ok, Denise
Denise B, vabbè, io poi ho la lista di tutti i nomi, quindi Denise ha vinto la nostra consulenza gratuita. Poi la ricontatterò, insomma, avviso se non ci sta seguendo. Bene, allora io direi che noi ci vediamo domani sera alle 8:30. Ricordiamo il link per mettersi in lista d'attesa, Paolo, che così chi l'ha aperto all'inizio mettiamo qua. Okay. Può cliccarlo. Vi ricordiamo che sono 2 orette in cui parleremo sì un po' di teoria, ma vi faremo fare anche degli esercizi sulle vostre attività, quindi insomma è pratico. E se avete altre domande noi siamo poi a disposizione, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona settimana. Grazie Alessandra. Grazie anche Alessandro. Ciao a tutti, grazie. A domani sera. Ciao. Ciao, grazie Silvia. Ciao. Ciao. Ciao.